Buonasera a tutti ragazzi, la terra sta tremando ancora, quindi ancora scosse ragazzi che si stanno verificando in questa zona, quindi diciamo che da ieri, ma stamattina alle 3 in poi, diciamo che purtroppo la Toscana sta tremando veramente, quindi l'ultima scossa è delle 20:30, sempre Barberino di Mugello, quindi sempre Firenze, quindi diciamo che la terra non ha smesso ancora di tremare, quindi dalle 3 di stamattina che ci sono tantissime scosse, quindi non si è fermato neanche un poco, quindi l'ultima è delle 20:30, ora sono le 20:41, quindi giusto 11 minuti fa. Poi c'è stata una alle 19:27, sempre di 1,2 Barberino di Mugello, poi alle 19:09 1,8, diciamo che ci sta proprio una sequenza sismica in atto, quindi è proprio continua. Alle 18:53 magnitudo 2, poi comunque ragazzi ce ne stanno davvero tantissime, quindi diciamo è un via vai proprio di scosse, quindi 1,3, 1,8, 1,2, ma davvero ce ne stanno proprio a raffiche. Se andate sull'INCV a controllare vi renderete conto di quante scosse ci sono, proprio una cosa proprio esagerata, quindi diciamo che fino a questo momento qua ragazzi la terra sta tremando ancora, quindi non è ancora terminata questa sequenza scia sismica come la vogliamo chiamare, quindi diciamo che sta ancora dando fastidio. In effetti 20 e 30, magnitudo 1,1, Barberino di Mugello, profondità 10 km come al solito, quindi non è cambiato nulla, quindi sta continuando, quindi diciamo che alle 3 hanno fatto 12 ore, alle 3 di domani mattina se continua così sono 24 ore che diciamo la terra sta tremando, quindi diciamo non sono scosse dico eccessive, però di certo non sono da sottovalutare, come ha detto un famoso vulcanologo e sismologo, quindi diciamo che non c'è da preoccuparsi, però neanche da sottovalutare la situazione, quindi può terminare come ha detto lui, ma può continuare, quindi speriamo che si fermi. Quindi sempre massima attenzione ragazzi perché la sequenza sismica, anche se voi non l'avvertite, ma sotto c'è, quindi sono scosse che giustamente non vengono sentite da noi, però la terra sotto sotto sta tremando, quindi non è terminata la sequenza sismica, quindi ci stanno scosse che sentirete, scosse che non sentirete, quindi però ce ne stanno davvero tantissime. Andate su in GV, mettete scosse, mettete magnitudo, invece di mettere 2 più, mettete quella lì tutte e vi renderete conto di quante scosse ci sono. Quindi vedete che ci sta proprio una sequenza. Ad esempio quando ho fatto quella di Napoli che era di 2,8 a 1,8 km di profondità, però dopo ragazzi c'è stato il nulla, cioè è terminata lì e non c'è stato più nessuna scossa neanche di 1,0 oppure di 0,9, cioè è terminata. Invece qui, diciamo, dopo quella di 4,5, che già prima ancora ce ne stavano una decina di piccole scosse, diciamo che ancora tuttora a queste ore 20 e 44, ancora che la Terra sta tremando, non in modo eccessivo, però si muove, quindi qualcosa sotto sotto ci sta, quindi o si da affermare oppure questo non lo so. Diciamo che comunque è un po' scomodo in tutti e due i lati, quindi o la smette o qua va a finire che ne farà uno peggio, quindi speriamo che smette, che è la miglior cosa, però non voglio fare allarmismi, però anche stanotte fate massima attenzione perché ripeto ragazzi, è da stamattina alle 3 che la terra trema. Quindi io non sono esperto, però non credo che sia una cosa positiva tutto sto tremore sottoterra, quindi non credo che ci sia bisogno di essere sismologo oppure esperto per capire che qualcosina comunque non va. Quindi speriamo che sia solo, sono tutte scosse di assestamento, però non lo dicono in effetti che sono scosse di assestamento, dicono solo la terra sta tremando.
quindi se era notizia a stesamento penso che l'avrebbero detto. Invece nelle notizie loro dicono sempre, come dico io, la terra sta continuando a tremare, quindi poi non è che ti dicono verrà, non verrà, no, perché qua nessuno poi lo può prevedere, quindi neanche loro. Quindi perlomeno fate massima attenzione durante la notte. Quindi come dico io, un occhio aperto, un occhio chiuso. E ragazzi, ci aggiorneremo domani, quindi continua la sequenza sismica. Mi dispiace per chi abita in questo a Barberino di Mugello, quindi fate massima attenzione. Ciao Rosanna, perché la terra non ha smesso di tremare, quindi se potete cercate di fare attenzione perché non si sa mai, ragazzi. Io spero che termina subito e finisce qua, però doveva già terminare, invece sta continuando. Infatti tutta la pagina dell'INGV delle scosse, solo una scossa è Costa Calabra Sud al mare, poi tutto il resto, ragazzi, è di Barberino, Scarperia, San Piero, sempre Firenze, quindi se non è Barberino del Mugello è Scarperia e San Piero, quindi o uno o l'altro, sempre Firenze comunque. E la cosa brutta è che la profondità è pochina, quindi dai 7 ai 10 km, quindi tutte scosse, dico, non so esagerate, 2, 2,1, 2,3, 1,8, però tutte belle sopra sopra, come dico io, sopra superficiali, quindi massima attenzione perché se fa uno di 4 a 7 km di profondità, diciamo qualche casino lo fa, quindi questo è il problema, quindi fortunatamente le scosse si stanno mantenendo, massimo arrivano a 3, non di più e speriamo che rimanga così e termini. Quindi diciamo che tra Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero proprio la terra sta tremando di brutto, quindi è meglio giustamente saperlo. Vedete anche qui Scarperia e San Piero 9 km, quindi la profondità è sempre dai 7 massimo ai 10, quindi diciamo è questa la sequenza più o meno. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, quindi massima attenzione, poi domani vedremo che è successo tutta la notte. Se ci sarà spero proprio facciamo corna proprio che non succede nulla. Comunque io farò un aggiornamento a che ore sono, diciamo fino alle 2 alle 3. Se ci sarà qualche scossa un po' di più, faccio un video, una diretta a volo, quindi poi se l'avete voi, avete, diciamo, quando faccio la diretta che arriva la notizia, quindi a che ora è, voi vedrete comunque lo scriverò direttamente, massima attenzione ragazzi, la terra trema, quindi lo vedrete. Spero di non farlo, quindi che ci ammacco qua e non bisogna fare questo video, però diciamo fate massima attenzione, mettete l'INGV bello a portata di mano, così perlomeno chi abita nella zona lì sa più o meno come sta andando la situazione. Io non dico qua, però perlomeno la gente di Firenze eh, stasera si mette con il cellulare e vede la situazione come va. Anche perché, ripeto, sta tremando ancora. L'ultima scossa è stata alle 20:30, quindi si parla di 20 minuti fa più o meno. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti e ci sentiamo o più tardi e spero domani la verità, quindi non voglio fare un video un'altra volta sul terremoto, voglio farlo un altro diversamente. Buonasera a tutti ragazzi e massima attenzione per chi vive. Ciao Nicola, chi vive a Barberino del Bugello e a Scarperia e San Piero, quindi Firenze. Quindi massima attenzione in Toscana ragazzi. Ciao a tutti e buona serata. Ciao avvocate.